Non volevo intervenire, però rispetto all'atteggiamento che ho rilevato nell'assessore e rispetto all'intervento della consigliera Ostanel vorrei precisare una cosa. Chi svolge una funzione così importante come quella nell'istituzione regionale, di avere la delega addirittura all'istruzione, dunque dovrebbe costruire con responsabilità una società più giusta, più inclusiva, dovrebbe anche farsi carico, nel momento in cui si svolge una funzione così importante, di privarsi delle convinzioni personali rispetto agli orientamenti sessuali o di genere e occuparsi del dovere che lei ha, Assessore Donazzan, di tenere conto che il mondo non è esattamente come lei vorrebbe che fosse e che ci sono persone che nel corso della carriera scolastica decidono o possono decidere di cambiare sesso e di intraprendere un percorso di transizione di genere. Allora io mi chiedo sulla base di quale arroganza, solo perché le è stato assegnato un incarico istituzionale, lei può decidere della realizzazione e del riconoscimento di una persona piuttosto che di un'altra. Perché, lo diceva la consigliera Ostanel, le scuole che a differenza di lei non vivono sui libri della razza, ma vivono nella realtà e vedono la vita delle ragazze e dei ragazzi, riscontrano che queste cose che a lei probabilmente fanno schifo accadono e se accadono la sua funzione deve essere quella di mettere quelle persone nella condizione di vivere con serenità la loro condizione di genere, di orientamento sessuale e di definizione di sé. A me dispiace che a lei questo tema faccia sorridere, ma guardi, io non lo so. Io so che lei sta dando uno schiaffo a tutte le persone che decidono di intraprendere un percorso di cambiamento di genere e che non trovano dentro l'istituzione scolastica risposta a questa loro condizione. Io non le chiedo di approvare dal punto di vista etico ciò che quelle persone decidono di fare. Libera di non farlo, ma lei non può abusare della sua funzione per utilizzare violenza contro queste persone.